Il tam tam via chat, il ritrovo, un'ex centralina nelle campagne di Castel Gomberto, oggi difficile da raggiungere se non guardando il Rio, ma lo scorso fine settimana, con il caldo e il sole, perfettamente asciutto. È lì il ritrovo della festa illegale tra giovani più o meno adolescenti a base di alcolici, musica e magari qualcosa da fumare, immaginiamo. Feste non nuove in zona, raccontano dei ragazzi, ma questa volta a complicare la situazione c'è il Covid, con tutta la somma di divieti e regole che si porta dietro. Lo scorso fine settimana, tra violazione del coprifuoco e assembramento di regole, ne sono state violate. Io avevo avuto notizia e ho fatto intervenire appunto i vigili perché avevamo avuto appunto l'informazione che c'erano appunto dei ritrovi, in particolare in un posto. Non mi aspettavo che fosse così numeroso, alcuni di questi sono stati multati e mi risulta che siano state 7 le contravvenzioni elevate, altri sono riusciti a scappare ai controlli. Giovani multati, giovani avvisati, ma il primo cittadino spezza una lancia a favore dei ragazzi. Può essere anche comprensibile perché da oltre un anno questi ragazzi soffrono da solitudine, restrizioni, per cui è inevitabile che possa accadere che cerchino di ritrovarsi, di vedersi, di stare in compagnia. Feste e ritrovi tra giovani che in questo periodo starebbero dilagando un po' in tutti i paesi limitrofi, ma anche qualche ragazzata che ha fatto stare col fiato sospeso, come far suonare le campane dell'antico campanile nel cuore della notte, svegliando l'intero paese. Da qui l'invito del primo cittadino ai genitori. I genitori su questo li invito a stare magari un po' più attenti, un po' più educativi nei confronti dei figli.